Lo scorso ottobre fecero scoppiare un ordigno davanti alla casa di un imprenditore a Monfumo, arrestati esecutore e mandante. Quest'ultimo è il prozio della vittima, faida economica all'origine dell'attentato. Solo l'autopsia in queste ore potrà fugare ogni dubbio sulla tragica morte del 14enne di Salgareda, trovato senza vita dalla madre in casa. Il paese resta sotto shock. Grave incidente in via Zanella a Treviso, padre e figlio di 10 anni travolti da un'auto finita sul marciapiede. A causare la sbandata forse il ghiaccio formatosi in seguito alla rottura di una tubazione. E la giornata di oggi è stata caratterizzata da una serie di interventi dei vigili del fuoco per lo spegnimento di incendi provocati da stufe e camini accesi al massimo proprio per il grande freddo. A Treviso piazze e spazi pubblici vietati ai fascisti. Casugana lavora ad una delibera da presentare in Consiglio, ma la questione potrebbe arrivare a Palazzo dei 300 già domani. Le suore di Santa Bertilla lasciano le corsie dell'ospedale di Treviso. Nei prossimi giorni il saluto ufficiale delle religiose che per 166 anni hanno portato conforto agli ammalati. Sport, basket, finisce a 9 la striscia di vittorie consecutive della De Longhi Treviso in A2. Alla 10ª gara gli uomini di coach Pillastrini vengono sconfitti da Verona in un derby caldissimo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con l'attentato dinamitardo ai danni dell'imprenditore vitivinicolo di Monfumo. Lo scorso ottobre i carabinieri hanno arrestato 2 persone. Sentiamo. Una questione economica di sapori vecchi di anni e anni. È questa la motivazione che ha portato il prozio della vittima ad organizzare un attentato dinamitardo a casa del nipote, una bomba che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'ordigno in causa è stato assemblato probabilmente da un residuato bellico della Prima Guerra Mondiale con un nuovo tipo di innesco che ha permesso di aumentare la potenzialità esplosiva. Il blitz è scattato all'alba. Una cinquantina di carabinieri supportati dall'unità cinofila e dagli artificieri si sono recati a casa del mandante e dell'esecutore dell'attentato. In arresto sono finiti Attilio Bergamin, 71 anni, di Volpago, lo zio del padre di Simone Rec, la vittima, e l'esecutore Primo Possamai, 51 anni, di Castelfranco, legato a Bergamin da un'amicizia. A casa di quest'ultimo i militari dell'Arma hanno trovato un cospicuo quantitativo di bombe risalenti al primo conflitto mondiale, alcune delle quali con elevata capacità offensiva. Le accuse per entrambi sono gravissime: violazione della legge 895 del 67 relativa alla fabbricazione di ordigni, attentato dinamitardo ed estorsione. Al momento dell'arresto i 2 non hanno detto nulla. I motivi sono da ricondurre a una forte acredine che è esistente fra il mandante e la vittima, derivante da una passata, diciamo, comune gestione di alcune attività economiche che poi erano fallite. Attività immobiliari che Bergamin avrebbe avuto con il papà di Emanuele, attività che poi sono fallite, da qui la decisione di far pagare al figlio le colpe di quello che lui considerava il suo nemico. Insomma, l'anziano voleva colpire il padre del giovane e così nel suo mirino è finito l'imprenditore vitivinicolo. La notte del 3 ottobre l'attentato che ha divelto la porta dell'abitazione, marito e moglie erano a letto ed hanno sentito il boato. Ad inchiodare il mandante e l'esecutore le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso la macchina dell'attentatore raggiungere la casa della vittima. Possamai, fra l'altro, è conosciuto alle forze dell'ordine, alle spalle diversi precedenti specifici. Insomma, un attentato per vendetta. Possamai è stato portato in carcere, Bergamin è stato posto agli arresti domiciliari. Una ferita alla tempia, la chiazza di sangue, sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del 14enne trovato privo di vita nella cucina della sua abitazione a Salgareda. Il silenzio rotto dalle urla strazianti della mamma, a terra con una ferita lacero contusa alla tempia, il figlio 14enne Pierpaolo, una famiglia distrutta dal dolore ed un'intera comunità sotto shock. Sarà l'esame autoptico a chiarire la causa della morte del ragazzino, fra le ipotesi quella del malore improvviso e la caduta che gli ha provocato la ferita. A trovarlo la mamma, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I vicini di casa, che hanno sentito le urla disperate della donna, sono accorsi nell'abitazione al secondo piano della palazzina di via Roma. Per il 14enne non c'era nulla da fare. Pierpaolo era molto conosciuto in paese e frequentava spesso la parrocchia. Siamo addolorati, dice il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto. Ho parlato anche con alcune mamme che hanno i loro figli in amicizia con Pierpaolo, e queste mamme sono amiche della signora Sabrina. È stata una tragedia, effettivamente è questo di cui adesso dobbiamo parlare. Dobbiamo stare anche vicini
alla signora Sabrina e al suo altro figlio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Il pubblico ministero ha voluto che intervenissero anche gli uomini della scientifica, anche se è stata scartata l'ipotesi che una persona esterna possa essere entrata in casa. Una tragedia immensa che ha bisogno di trovare al più presto delle risposte. Siamo tutti vicini alla mamma di Pierpaolo e all'altro figlio. Un messaggio soprattutto di solidarietà per quanto riguarda la grave perdita che ha subito la signora Sabrina, e soprattutto di vicinanza poi penso che ci sarà, perché ne sono sicuro. La mia comunità è molto attenta a queste situazioni e spero intanto che il tempo aiuti a superare questo tragico evento. Salgareda si stringe al dolore della mamma e del fratellino di Pierpaolo. Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 16 a Treviso in via Zanella nel quartiere di Selvana. Ad essere investiti da un'auto che ha perso il controllo un papà ed il figlio di 10 anni che camminavano sul marciapiede subito dopo l'incrocio con via Zessos. Per prestare i primi soccorsi al padre e al bimbo sono stati 2 vigili del fuoco fuori servizio che passavano di lì e si sono fermati ad aiutare in attesa dell'arrivo del personale del 118 a riportare le lesioni più serie. Il bimbo che assieme al papà è stato trasportato all'ospedale Cafoncello. Le sue condizioni comunque non destano particolari preoccupazioni. In corso di accertamento le ragioni della fuoriuscita di strada della vettura che ha completamente invaso il marciapiede. A causare la sbandata potrebbe essere stato il ghiaccio che si era formato proprio in quel tratto di via Zanella questa mattina in seguito alla rottura di una tubazione per il gelo. Il grande gelo infatti è ampiamente annunciato, è arrivato anche sulla nostra provincia ed è destinato a protrarsi per i prossimi giorni. Questa mattina in prefettura si è svolta una riunione per coordinare le misure eventualmente da adottare per la situazione climatica, misure che riguardano sia la viabilità stradale sia quelle volte alla salvaguardia delle persone senza fissa dimora. Sentiamo. Termometro in picchiata, forte vento gelido, ampiamente annunciata, l'ondata di freddo intenso è arrivata anche sulla Marca, portando le temperature su valori notevolmente inferiori alle medie di questo periodo. Le minime della notte stabilmente sotto i -7 gradi in tutta la pianura, da Treviso a Castelfranco, con punte di -14,5 sul Monte Grappa e sul Cesena. Eppure le massime oggi si sono mantenute prossime o di poco sopra lo zero in pianura. Temperature gelide percepite ancor più basse a causa del forte vento che per tutta la giornata ha soffiato su tutto il Veneto, dalla costa alla pedemontana, e proprio il freddo ha fatto scoppiare questa mattina una tubatura dell'acqua in via Zanella a Treviso, con un ampio tratto di carreggiata allagato e trasformatosi in breve in una pericolosa lastra di ghiaccio. Sul posto è intervenuta la polizia locale ed i tecnici che dopo aver tappato la falla hanno provveduto a spargere il sale per sciogliere il ghiaccio. L'ondata di freddo siberiano dovrebbe durare sino a mercoledì, quando inizierà un'inversione di tendenza che si manifesterà soprattutto nei giorni successivi con l'arrivo di precipitazioni che giovedì si prevedono nevose anche in pianura per poi tramutarsi in pioggia venerdì. Un'ondata di freddo arrivata ormai a fine inverno che preoccupa anche gli agricoltori. Se persiste questo tipo di temperature parecchio sotto lo zero, è chiaro che ci sono tutta una serie di colture che sono a rischio, soprattutto per quel che riguarda le colture degli alberi da frutta, le albicocche, le pesche, le ciliegie. Speriamo che la temperatura salga su livelli più stagionali, questo permetterà un po' di recuperare la situazione. E la giornata di oggi è stata caratterizzata da una serie di interventi dei vigili del fuoco per lo spegnimento di incendi provocati da stufe e camini accesi al massimo proprio in conseguenza del grande freddo. Questa mattina a San Fiore, in via Palù, i pompieri sono intervenuti a spegnere un rogo che ha interessato una casetta. Incendio pare scaturito dal cattivo funzionamento della stufa, e poi nel corso della giornata i pompieri sono intervenuti per l'incendio di ben 5 canne fumarie in altrettante abitazioni, altre 5 erano andate a fuoco ieri. In questi casi a provocare l'incendio è stato anche il forte vento che ha facilitato il propagarsi delle fiamme all'interno delle canne fumarie. Ed il grande freddo ha provocato anche la prima vittima. Si tratta di un 69enne senegalese che viveva in un'abitazione fatiscente a Codogné.
Il freddo siberiano è arrivato. Questa mattina a Treviso il termometro ha registrato poco prima delle 8 del mattino meno 12,6 ed il gelo ha mietuto nella Marca la prima vittima. Si tratta di un 69enne senegalese che viveva in un'abitazione fatiscente, un dramma anche della povertà. A dare l'allarme gli amici che, non vedendolo uscire sabato sera, sono andati da lui. La porta era chiusa ed hanno così allertato i carabinieri e i vigili del fuoco. Una volta entrati i soccorritori hanno trovato il 69enne sul divano privo di vita. Forse è morto a causa di un malore. Si scaldava con una stufetta a legna. Le temperature di queste giornate non hanno di certo aiutato il senegalese, che era seguito dai servizi sociali di Codogné. Sul posto è arrivato anche il sindaco Roberto Bet. Viveva in questo alloggio dove pagava un affitto modestissimo. Mi dispiace tanto. Sarà comunque il medico legale con certezza a stabilire la causa del decesso. Cambiamo pagina. Treviso, piazze e spazi pubblici vietati ai fascisti. L'amministrazione sta lavorando ad una delibera da presentare in Consiglio Comunale, ma la questione potrebbe arrivare a Palazzo dei 300 già con il Consiglio Comunale di domani. Sentiamo. Treviso città antifascista. Dopo i recenti fatti a livello nazionale ed un clima politico sempre più pesante, il sindaco Giovanni Manildo è intenzionato a formulare una delibera che vieti l'utilizzo di spazi pubblici all'estrema destra o comunque a chi, chiedendo di poter usare uno spazio pubblico per comizi o eventi, non dichiari esplicitamente di non fare propaganda di ideologie fasciste, naziste o razziste, un concetto che Treviso ha già rimarcato nel nuovo regolamento per la concessione di sale ed immobili del comune. Treviso è una città antifascista, per cui ha già provveduto all'interno del proprio regolamento per la concessione delle sale a esplicitare in modo molto chiaro questo divieto. A fronte di un clima sempre più esasperato, l'intenzione dell'amministrazione è quella di ribadire l'antifascismo di Treviso, città medaglia d'oro della Resistenza. Si sta lavorando ad un testo da portare a marzo in Consiglio Comunale, ma forse la questione potrebbe approdare all'Assemblea dei 300 già domani. Said Caibi, capogruppo di Sinistra Italiana, ha intenzione di presentare una modifica del regolamento comunale per estendere il divieto dalle sale e dagli immobili comunali anche agli spazi pubblici. Se il consigliere Caibi presenterà questa integrazione, convocherò immediatamente la conferenza dei capigruppo per vedere se possiamo farlo direttamente nella seduta di domani o se merita un passaggio nella commissione competente. Comunque su questi temi siamo sempre molto attenti. Ed ancora con la politica, ultima settimana di campagna elettorale anche per il partito 10 volte meglio, che annuncia che darà il proprio sostegno al nuovo governo a prescindere dallo schieramento politico. L'importante, sottolineano, è che siano in sintonia con i nostri obiettivi per l'Italia. Sentiamo. Noi abbiamo creato una squadra meravigliosa, di grande professionalità, non la terremo in panchina, se qualcuno ci chiede e troveremo il modo, noi la schiereremo in campo. Punta alla governabilità del dopovoto il movimento 10 volte meglio e lo fa apertamente senza preclusioni se la richiesta di sostegno venisse sia dal centrodestra come dal Partito Democratico come dal Movimento 5 Stelle. Sostegno in cambio di un ruolo decisivo per il governo dell'Italia, tra gli ambiti dove la lista dei professionisti che vogliono cambiare l'Italia si sente particolarmente preparata. Sono il mondo dell'educazione, sono il mondo delle imprese, sono il mondo delle tecnologie. A chi vorrà noi metteremo a disposizione i nostri talenti, la nostra energia, la nostra voglia di persone che si affacciano per la prima volta alla politica. 10 volte meglio continua la sua corsa, che si concluderà domenica con le elezioni per rinnovo di Camera e Senato. Un partito nuovo ma con competenze e soprattutto esperienza da mettere al servizio del Paese nei molteplici campi, come ad esempio in agricoltura. L'agricoltura in Italia ha un enorme potenziale. Ho avuto dei trascorsi in altri settori come quello delle nocciole e credo che ci sia in tantissime regioni italiane, dal nord al sud, delle potenzialità enormi. Anche qui in Veneto può diventare, ad esempio, la nocciola un'alternativa per quello che è anche il mondo del prosecco, che oggi va benissimo. Ci vuole più coraggio, scegliere delle traiettorie, innovare, puntare alle tecnologie e avere coraggio. Il coraggio è uno dei vocaboli del programma di 10 volte meglio, che al centro mette i cittadini. È proprio lavorando su educazione e sulle imprese che noi pensiamo di ridare un futuro all'Italia, un futuro 10 volte meglio. E tra gli obiettivi dei candidati uno riguarda la rivoluzione tasse. Le tasse vadano innanzitutto semplificate, nel senso di ridurre il numero di tasse. Semplificare significa minori costi per chi gestisce, quindi lo Stato, e minori costi anche per chi deve pagarle, quindi le imprese e quindi i cittadini.
Noi crediamo si possono abbassare le tasse attraverso una rimodulazione della spesa pubblica, attraverso un intervento di efficientamento. Idee e prospettive condivise con tanti elettori in questi giorni che chiudono la campagna elettorale e tra queste la prospettiva di un Veneto autonomo. Io ho votato a favore, è un'assunzione di responsabilità, nel senso che si chiede più capacità di spesa a fronte di progetti e progettualità migliori. In questo senso avanti con l'autonomia. Ed ora il partito del valore umano. Il Partito del Valore Umano è un partito che nasce peraltro 2 mesi fa qua in Veneto, a Scorsè, e mette al centro l'uomo, quello che è il valore dell'uomo, quindi il suo talento, i suoi principi, la sua capacità di essere numero uno eccellenza. Sorto in Veneto e presente in tutta Italia, il neonato Partito del Valore Umano si propone di rimettere la persona al centro nell'epoca dell'automazione e della tecnica. Per far ciò, sostiene il candidato al Senato Arnaldo Uccella, non si può prescindere dal sistema economico-finanziario. Per questo abbiamo pensato di creare una moneta complementare che funzioni come un titolo di credito per il talento. Grazie a quello che è il Trattato di Lisbona, articolo 128 A e B, noi possiamo emettere una moneta a credito, potenzialmente chiamata Stato moneta, tanto per essere chiaro, che ci permetterà di creare un reddito di dignità pari a 1.500 euro al mese, che genera quindi nell'ambito di microeconomia un progetto di sviluppo sociale. Io, creando servizi e dando la possibilità di acquistare o di mettere tutti sullo stesso livello, e qui quindi il valore umano della persona, tutti partono da una stessa possibilità, da una stessa capacità di potersi sviluppare. Soltanto la sovranità politica e monetaria, sostengono i militanti della nuova formazione politica, può consentire di abbattere le povertà e le disuguaglianze sociali, assicurando un medesimo punto di partenza ai cittadini affinché si possa far emergere il talento di tutti. Ma non parliamo di uscire dall'euro, la soluzione è una moneta parallela consentita dai trattati internazionali. Quindi se sono un bravo pittore, io magari partendo da 18 anni con questo contributo, io posso comprare la tela, aprire una pinacoteca, fare le mie opere e poi il valore, la mia capacità di essere eccellenza viene premiato. Questo genera lavoro, più lavoro vuol dire più contribuenti, più introiti per lo Stato. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo ora ad Arcade, dove il sindaco Presti ha annunciato la vendita delle quote ASCO per mettere a posto la palestra comunale. Sindaco Presti, ma è vero che adesso vende le quote ASCO? Allora, la scelta di mettere in vendita le quote ASCO è una scelta obbligata per la mia amministrazione. Destinata a creare ulteriore scompiglio la vendita delle quote di ASCO da parte del comune di Arcade. Una cessione in un momento particolarmente turbinoso della storia dell'azienda che distribuisce energia e che al momento è in mano ai comuni della Marca. E proprio in relazione al futuro di ASCO ogni cessione è un piccolo grande terremoto, perché sposta l'asse decisionale tra chi la vorrebbe quotata in borsa e i difensori dell'attuale assetto direzionale. E proprio per smarcarsi politicamente il sindaco motiva così la sua irrevocabile decisione. Ho necessità, ho problemi di carattere statico sul palazzetto, dobbiamo rifare la rampa di emergenza, quindi per sfollare praticamente in caso di emergenza, e ho un problema anche che infiltra acqua quando c'è un po' di pioggia, infiltra acqua sul campo. Spiegazione mai come adesso importante, considerando che fa capo alla Lega il gruppo che vorrebbe ASCO fuori dalle logiche di borsa, e questa cessione quasi sicuramente a privati qualcuno potrebbe averla letta come risposta alla mancata candidatura in Parlamento del sindaco di Arcade. Di certo la messa sul mercato delle quote aumenta l'incertezza sul futuro assetto societario di ASCO, sempre che il prossimo governo non decida di sospendere la legge Madia che impone ai comuni di vendere le partecipazioni non strategiche per le comunità. Perché, sottolinea chi non vuole l'apertura alla borsa, le quote portano utile ai comuni e la vendita sarebbe come privare di una rendita i cittadini di domani. La rendita, noi abbiamo un dividendo ovviamente ordinario di 18.000 all'anno, 18.000 euro non penso che possano cambiare il futuro della vita amministrativa del mio paese, assolutamente no. Le suore lasciano le corsie dell'ospedale di Treviso, l'annuncio oggi pomeriggio da parte della direzione sanitaria. Nei prossimi giorni il saluto ufficiale delle suore di Santa Maria Bertilla che da oltre 150 anni hanno portato conforto ed assistenza agli ammalati. Sentiamo. L'ospedale di Treviso senza più le suore.
Una situazione impensabile solo qualche anno fa, che invece dal 1 marzo sarà realtà. Dopo 166 anni si conclude l'impegno delle religiose Dorotee di Vicenza, prima tra le corsie del San Leonardo e poi del Cafoncello. L'età anagrafica e la carenza di vocazioni non permettono più di garantire la presenza delle suore infermiere. Un impegno iniziato nel 1852 e che nel tempo ha caratterizzato i reparti, a volte più ancora del relativo primario responsabile. Devozione, cura sia del corpo che dell'anima, le religiose sono entrate a buon titolo nella storia trevigiana. Non c'è famiglia che in quei momenti di dolore e di paura non abbia avuto vicino il conforto della suora, presenza discreta ma attenta sia all'ammalato che ai suoi cari. Da loro saltava fuori sempre una poltrona quando bisognava esserci anche la notte, così come dalle loro voci si capiva quando era il momento di terminare la visita per lasciare spazio agli infermieri. E nell'angoscia dell'emergenza era sempre la suora che alla fine ti rivolgevi aggrappandoti alla sua fede per non cadere nello sconforto. Nomi e volti che da giovedì non ci saranno più, ma che ricorderemo nell'immagine di Suor Maria Bertilla Boscardin, diventata la santa degli ammalati proprio tra i corridoi del San Leonardo. Quando toccò a lei giacere sul letto di dolore, con un sorriso disse alle sorelle che tutto è niente. Non sarà così per le suore Dorotee, per l'oltre secolo e mezzo di impegno quotidiano tra i reparti, che rimarrà per sempre nella millenaria storia dell'Ospedal Grando di Treviso. Ed ora la pagina dello sport, basket, finisce a 9 la striscia di vittorie consecutive della De Longhi Treviso in A2. Alla 10ª gara gli uomini di coach Pillastrini vengono sconfitti a Verona in un derby caldissimo. Tu chiamali se vuoi corse e ricorsi storici, solo che qui passiamo con un salto di disciplina dal calcio al basket. Per uno strano motivo Verona è da sempre, sportivamente parlando, la Fatal Verona. E chi tifa Milan lo sa bene, visto che i rossoneri con gli scaligeri negli anni hanno perso per strada almeno 2 scudetti. Ma anche se la posta in gioco è più bassa e dal campo in erba si passa al parquet, altre volte Verona sa essere fatale. Chiedere per conferma una Treviso Basket che contro Verona si è schiantata, chiudendo la striscia di 9 vittorie consecutive che l'avevano rinvigorita. La 10ª sfugge sul campo della Tezenis e la De Longhi scivola al 4º posto in campionato. 78-75, e a bruciare di più è il fatto che gli uomini di coach Pillastrini hanno condotto la gara anche di 13 punti prima di crollare. Tutta colpa di un blackout nel terzo quarto, decisivo per inerzia della gara. Certo a pesare anche la brutta coppia di Swan. Se contro Trieste era stato dominante nelle triple, stavolta è il peggiore in campo con uno 0 su 7 da paura. Eppure, tra Capitan Fantinelli e Musso, tra Brown top scorer e Imbro, Treviso conduce buona parte della partita e vince anche la battaglia a rimbalzo, ma non basta a recuperare quel vuoto della terza frazione e anche l'ultimo tentativo di impattare va a vuoto a pochi secondi dalla fine. Una sconfitta strana dalla quale riprendersi subito a partire dalla prossima sfida con Ferrara, perché nello sport e nel basket passare dal paradiso di vittorie in fila all'incubo di un crollo improvviso a volte è molto facile, con o senza la Fatal Verona. Prima di salutarci uno sguardo alla nostra programmazione, torna tra pochissimo 20:10, ospiti in studio questa sera Adolfo Urso di Fratelli d'Italia e Stefano D'Intino Sante di Sinistra Rivoluzionaria. Poi ancora la politica in primo piano con Ring che torna come ogni lunedì alle 21:15, Vangelo, profughi e fascismi, il titolo della puntata di oggi, ospiti di Ferdinando Avarino, Marco Nardin dei 5 Stelle, Fausto Pozzobon di Liberi e Uguali, Pierpaolo Baretta del PD, Giacomo Vendrame della CGIL, poi da Venezia Renato Brunetta di Forza Italia, in collegamento da Trieste l'onorevole Massimiliano Fedriga della Lega e Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste. È tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Sarà una giornata all'insegna di un cielo molto nuvoloso sulle nostre regioni, tuttavia senza piogge. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 febbraio. Sul Veneto cielo coperto sui settori centro-settentrionali della nostra regione, qualche spazio soleggiato invece altrove. Col passare delle ore si copre un po' ovunque, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Vediamo anche le temperature, le minime risulteranno sotto zero tra -7 e -3 gradi, valori massimi invece compresi tra -1 e 1 grado.
Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata piuttosto grigia, con il cielo che risulterà spesso coperto un po' ovunque, ma senza altre conseguenze. Temperature minime molto fredde tra -6 e -4 gradi, valori massimi compresi tra -1 e 0 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Cielo coperto un po' su tutti i settori della nostra regione, ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature minime risulteranno essere gelide, comprese tra -7 e -3 gradi, massime che invece non andranno oltre a 1 grado. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.